Benvenuti tifosi del Napoli. Iscrivetevi al canale e mettete mi piace al video per rimanere sempre aggiornati sulle novità della nostra amata squadra. Grazie. Nel suo editoriale su Radio CRC, Umberto Chiariello ha commentato i principali argomenti del giorno, legati al Napoli e ad altri argomenti. Sono davvero scioccato dalla situazione di Ramani. Verificherò e scoprirò che, durante tutta la stagione, i giocatori sono stati fuori per problemi muscolari, dolori muscolari e piccoli infortuni muscolari, più o meno prolungati, e alcuni anche più gravi. Milinkovic-Savic, Mazzocchi, anche lui era fuori, ma non te ne accorgi perché non gioca, quindi non lo sai. Ha saltato diverse convocazioni. Olivera, Spinazzola, Gutierrez. Ramani ha saltato diverse partite prima di rientrare. Juan Jesus era praticamente in forma quest'anno, ma ha anche avuto qualche problema muscolare. Buongiorno, che si è ripreso dall'intervento chirurgico per tutta la prima metà della stagione, non si sentiva bene fisicamente. Ngonge ha dovuto stare fuori per alcune settimane. MC Tominay è fuori, ma spera di giocare domenica. Politano è fuori da oltre un mese. Djlund, al rientro dagli impegni con la nazionale, ha dovuto saltare alcune partite importanti. Oltre a questi problemi muscolari, si sono verificati infortuni traumatici ad Anguissa, Kvaratskhelia, Lukaku, Di Lorenzo e allo stesso Ramani. A peggiorare la situazione, Meret si è fratturato il piede in allenamento. La caviglia di Neres era in cattive condizioni. Si vociferava di un problema al tendine e il giocatore è stato operato al tendine d'Achille, che lo ha tenuto fuori per oltre un mese. Lobotka era fuori per uno stiramento muscolare. Gilmour è stato operato per curare la pubalgia. Anche Vergara ha saltato alcune convocazioni per problemi muscolari. Per quanto mi ricordi, in tutta la rosa del Napoli, senza contare i rinforzi degli ultimi anni, c'è un solo giocatore che ha giocato regolarmente quest'anno e non ha avuto problemi muscolari. Credo sia Elmas, l'ultimo acquisto. Possiamo dare la colpa al ritmo di una partita ogni 3 giorni, come tutti i principali club d'Europa. O dovremmo interrogarci? Non avere risposte e non poter attribuire colpe a tutti sarebbe giustizia a buon mercato da parte di chi non ha conoscenze tecniche, come me e tutti noi che non vediamo gli allenamenti, non conosciamo i carichi di lavoro e forse nemmeno li comprendiamo, ma i fatti sono chiari. Sembrano di cristallo, cadono come pere cotte a ogni partita. È un massacro. Cosa c'è che non va? È tutta una coincidenza? Al termine di Atalanta-Napoli 2-1, il difensore del Napoli Sam Beukema ha parlato in conferenza stampa. Quanto fa male questa sconfitta? Fa male perché, a parte i gol subiti, abbiamo giocato un'ottima partita contro una squadra forte. Pensavo che il secondo gol fosse legittimo. Avremmo dovuto vincere 2-0 e portare a casa i punti. Non è successo, quindi dobbiamo voltare pagina. Punto debole in difesa? Stiamo lavorando sodo e stiamo facendo molto bene in difesa. Dobbiamo essere ancora più attenti, dobbiamo analizzare i gol subiti. Se miglioriamo, abbiamo giocatori forti. Un messaggio per i tifosi che non hanno potuto essere presenti oggi. Abbiamo sentito il loro immenso sostegno contro la Roma. Abbiamo giocato per loro e abbiamo sentito il loro sostegno. Dobbiamo continuare ad andare avanti insieme. Cosa ne pensi? Tifoso? Lascia un like al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!